maggiori dettagli con il passare delle ore. Il dato però sorprendente e che in questo momento si sta confermando è il boom del Movimento 5 Stelle, che è praticamente il primo partito sia per quanto riguarda il Senato sia per quanto riguarda la Camera. E adesso insomma andiamo a sentire l'opinione degli addetti ai lavori. In giornata si è svolto un consiglio regionale straordinario, ovviamente al centro del dibattito la politica e i risultati di questa tornata elettorale. Sentiamo. PDL sembra reggere, insomma chi si aspettava un tracollo di questa forza politica ha dovuto ricredersi, almeno qui nel nostro Veneto. Ma io devo dire che nelle ultime 2 o 3 settimane della campagna elettorale, incontrando la gente, avevo la percezione di un grande senso di preoccupazione e di responsabilità, che faceva ritornare un consenso nei confronti del Popolo della Libertà. Onestamente non ci aspettavamo un calo così ampio, però ripeto, il dato positivo è che questa è comunque una regione di centrodestra. Chi parla di crisi della Lega, cosa si risponde? La crisi sicuramente c'è, io però sono in Lega da tantissimi anni, crisi ne ho viste ancora, l'importante è rimboccarsi le maniche perché il concetto della questione settentrionale esiste, c'è, è permanente e credo che soltanto la Lega Nord possa interpretare questo sentimento. Qualcosa è cambiato intanto nel nostro Veneto perché abbiamo un partito democratico che se la gioca con il Movimento 5 Stelle per essere il primo partito del Veneto, era impensabile questo solo fino a pochi mesi fa. Ma certamente il fenomeno del Movimento 5 Stelle ha avuto un aumento fortissimo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, e questo è un sintomo di un malessere diffuso nei confronti della politica in generale e delle istituzioni in generale. E questo significa che serve una svolta nel modo con cui i partiti prendono contatto con la cittadinanza, l'elettorato e riescono per quanto possibile a dare risposte concrete. Si va verso l'ingovernabilità per quanto riguarda il Senato. Noi in giornata, subito dopo la chiusura